Oggi parliamo di fisioterapia. Che cos'è l'AFS? L'Applied Functional Science è un approccio americano ed è un approccio alla persona e aiutarla da un punto di vista di corpo, mente e spirito a diventare una versione migliore di se stessa. È un approccio totalmente individuale dove si cerca di capire la persona, fare una valutazione e un trattamento totalmente personalizzato e indipendentemente dall'età e dalle capacità. Cosa si differenzia dalla fisioterapia tradizionale, diciamo? Perché rispetto al magari avere un dolore e distendersi al lettino e farsi fare dei trattamenti manuali o fare dei classici esercizi, si prende la persona, si cerca di capire intanto chi è, che lavoro fa, che movimenti fa durante la giornata e come si possono rendere molto più efficienti quei movimenti, andando proprio a tirar fuori tutte le risorse che il corpo ha, in modo tale che il movimento possa essere più efficiente, più fluido, meno doloroso e si possa tornare fin da subito all'attività proprio funzionale, quindi al nostro gesto quotidiano, senza nessun problema. In realtà non è per tutti, perché se una persona preferisce non prendersi cura di se stessa, non mettersi in gioco e quindi non essere il primo motore della propria guarigione, in realtà non va bene, perché in questo universo è fondamentale che la persona capisca e si metta in gioco e voglia veramente fare qualcosa per se stessa. Quindi non è il terapista che guarisce, non è il terapista che sistema, ma è la persona che tramite l'aiuto del professionista trova la sua strada per guarire. Io sceglierei l'Applied Functional Science semplicemente perché permette veramente di non lavorare solo sulla parte corporea, quindi solo sul movimento, ma anche proprio sulla mente e sullo spirito, perché è fondamentale. E questo era il consiglio del giorno in 90 secondi.